Un accordo è stato siglato tra la Regione Siciliana e Amazon, diretto alle piccole e medie imprese siciliane, al fine di operare nel commercio online e nell'internazionalizzazione. I contenuti sono stati presentati a Palazzo d'Orlean a Palermo dall'assessore alle attività produttive Mimmo Turano. Nel corso dell'incontro sono intervenuti anche Giosafat Riganò dell'Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy dell'agenzia ICE e Piero Crivellaro della politica di Amazon Italia. Il nostro obiettivo non è soltanto quello di permettere alle imprese siciliane di commercializzare i loro prodotti con i canali dell'e-commerce, ma è quello di avere la finestra col banner Sicilia. Questo che significa che l'utente finale sarà attratto dalla Sicilia stessa e li troverà tutte le imprese siciliane. Io penso che l'immagine della Sicilia sia molto riqualificata nell'ultimo periodo e sia un valore aggiunto. Non a caso nelle fiere tradizionali che facciamo lo stand della Sicilia assieme a quello della Toscana sono gli stand più visitati. L'obiettivo è quello di trasferire questa esperienza sui canali online. Sì, credo che sia una grande opportunità per tutte le imprese siciliane, c'è grande materiale, ci sono grandi prodotti, c'è grande interesse all'estero di tutta questa produzione che avviene alla Regione, quindi penso che oggi con grande lungimiranza sia l'assessore che il Presidente hanno siglato questo accordo che porterà nuove imprese a vendere online i loro prodotti, quindi molto positivo e grandi opportunità per il domani. La mia vetrina è nata quasi un anno fa, un poco più di un anno fa, è stato un lavoro all'inizio intenso dal punto di vista delle ore spese per capire come funzionava, ma il programma Accelera con Amazon ti dà una mano straordinaria da questo punto di vista. I risultati sono visti immediatamente e speriamo di chiudere anche il 2021 con una crescita importante.